Lavori imprevisti ma di un fascino sorprendente. Sui ponteggi che avvolgono la cupola della cattedrale oggi è un tripudio di colori, figure evolute riemersi dalla polvere dei secoli grazie al lavoro della Gerso Restauri. Ma ecco l'imprevisto, il cupolino che sormonta la struttura ha evidenziato problemi. Necessario l'intervento urgente iniziato da una settimana. Sul Copolino abbiamo trovato questi infissi vecchi in alluminio che avevano delle filtrazioni d'acqua, le quali hanno portato in qualche modo a intaccare un po' la superficie della cupola, la quale appunto noi abbiamo iniziato a procedere con i lavori di restauro, ripulendo queste infiltrazioni d'acqua che hanno portato dello sporco. Per il cupolino che cosa attendete adesso? Adesso dovrebbero arrivare gli infissi nuovi, saranno in legno rispetto a quelli precedenti in alluminio, sicuramente più belli e graziati per una chiesa, ecco, e si sceglierà il colore e niente. Il rifacimento del cupolino ha avuto un costo aggiuntivo di oltre 50.000 euro, un disagio non previsto rispetto al piano iniziale. La cifra era messa a bilancio per intervenire anche sui transetti, in stato conservativo pessimo. Adesso questi soldi non ci sono più. Se non entrano soldi non siamo più in grado di andare avanti con i lavori e quindi non siamo più in grado neanche di mantenere i ponteggi, che sono un costo sostanzioso, no? E saremo costretti quanto prima a tirar giù tutto. Invece si avvicinano alla fine i restauri alla cupola, rimangono alcuni ritocchi, come allo scudo che sovrasta il transetto e ad altre parti, ma la freschezza dei colori e dell'oro ripulito lanciano riflessi di un nuovo corso. La cupola inizialmente era molto sporca, il nero fumo delle candele che ha compromesso in qualche modo la chiarezza dei colori, dalla luminosità dei colori, i quali siamo riusciti a tirarli fuori e quindi portarli allo stato originario. Entro quanto si potrebbe finire? Ma la cupola per quanto riguarda il restauro, escluso il cupolino che dovranno arrivare appunto le finestre eccetera, direi fine mese siamo verso la conclusione del lavoro.